Ah, bentornati in una nuova live ragazzi. Ci sto prendendo un po' gusto con le live, devo dire la verità, e poi penso sia un grande strumento per me, primis, di dare delle informazioni che non son programmate, perché i miei video YouTube sono principalmente programmati, quindi non vado live così a caso ad ogni video, è un qualcosa che io preparo e poi, registro e poi pubblico. E in queste pubblicazioni c'è sempre un po' di editing, no, del video. Invece in queste live vado col flow, no, non mi devo preoccupare poi più di tanto, e tra l'altro ho visto che queste live, hanno successo perché ho molte più visualizzazioni nelle live, non sono focalizzato principalmente sulle visualizzazioni perché per me veramente interessa far trasmettere un messaggio e purtroppo al giorno d'oggi questo messaggio che voglio trasmettere non è un qualcosa che si può fare in 10 minuti o in 5 minuti. Ci vuole consistenza, ci vuole educazione, ci vuole, pazienza per farlo arrivare e molte volte questa pazienza non c'è dall'altra parte. Quindi le live per me sono uno strumento molto potente per dire tutto quello che so e in questo momento infatti ho il mio, diciamo, quaderno degli appunti, che questo è del 2022 ragazzi, cioè oggi siamo al 2024, ogni tanto lo sfoglio, vedo un po' di appunti che avevo preso nel 2022 fino ad oggi, ehm, e a volte ci faccio dei video, a volte ci faccio delle live, a volte ci faccio semplicemente, dei podcast, a volte ci faccio mi vengono delle idee per nuovi corsi online. Se non mi conoscete, insomma, sicuramente se stai guardando questo live è perché comunque avrai visto uno dei miei video su YouTube, su Venesiano Therapy. Comunque io mi occupo di dare una mano alle persone che soffrono di dolori cronici, ritornare alle attività quotidiane che amavano, senza più sintomi, e oggi questo è possibile, nonostante tu abbia fatto una marea di terapie senza successo e sei quasi sconfortato dal fatto che non sai più cosa fare per ritornare a stare bene, e questo canale è il mio lavoro, la mia missione è proprio quella di farti ritornare alle attività quotidiane che ami. Quindi se ami andare a sciare, farti ritornare a sciare, se ami andare a fare un po' di giardinaggio semplicemente, o magari fare una camminata in montagna, tennis, qualsiasi cosa. Se tu soffri di dolori cronici, anche che se hai 70 anni, 80 anni, cioè a meno che non ci siano delle problematiche strutturali, questo è possibile. E la maggior parte non ha problematiche strutturali, ma ha semplicemente del sistema nervoso ipersensibile dovuto da ansia, preoccupazioni, stress, malinformazione, stile di vita sedentario, che non ci si muove, più non ci si muove e più il nostro corpo va in ipersensibilità. E l'educazione è la prima cosa che bisogna avere, no? Per capire in che situazione tu ti trovi. E questa informazione oggi non è semplice recepirla o trovarla, perché Dottor Google ti dice qualsiasi cosa, il contrario di qualsiasi cosa. Non sai se è attendibile quella cosa che ti sta arrivando dall'altra parte, non sai chi scrive quei blog, non sai veramente più a chi rivolgerti, perché se vai da uno specialista devi iniziare a spendere molti soldi e capisci che magari quello specialista, no, ha solo un suo parere. Quindi come fai a capire qual è la soluzione in tutto questo marasma? Ecco che YouTube e i social, se usati bene, ti danno queste informazioni gratuitamente. Questo video è gratuito e te lo sto dando insomma solo perché questo è il mio lavoro, e cerco di arrivare a più persone possibili attraverso questo canale. Io mi trovo in Sardegna, quindi puoi capire che arrivare a persone che sono in Svizzera o in Olanda o in Germania, sono italiani, per me è incredibile. Quindi continuo a fare questo lavoro fin quando posso, fin quando questo canale me lo permette, fin quando il mio tempo me lo permette. Oggi infatti sono qui davanti a questo mio
a questi miei appunti dove sto leggendo, degli appunti dove avevo scritto qualcosa che doveva andare nel mio Neurobalance, nel tempo fa. Il Neurobalance è il mio corso online. E sfogliandolo a volte penso che ci siano delle cose che io non ho integrato nei miei video o nei miei articoli. Per esempio, andiamo a leggere qualcosa. Ho parlato molto di ipersensività, ok? Un'altra cosa che magari vorrei dirti è che potresti trovare su YouTube o su Google, in inglese principalmente, che questi problemi persistenti, dolori persistenti, per esempio dolore cervicale cronico che io ho avuto, quindi posso parlare al 100% con grande certezza, i dolori cervicali cronici, la maggior parte sono dovuti a problematiche di ansia, di preoccupazione, di nervosismo o di emozioni represse. E questo l'ho detto 100.000 volte. Il problema qui è il sistema nervoso ipersensibile. Dottor Sarno, che è la persona insomma, che ha scritto quel libro magnifico Healing Chronic Back Pain, o comunque curare la mente e guarire il dolore, l'unico in italiano che ha fatto, che è stato tradotto in italiano, parlava di tension myositis syndrome, miosite syndrome, sindrome da miosite tensiva, ok? Tension myositis syndrome. Oggi li chiamiamo questi dolori nociplastici, perché il dottor Sarno non aveva la scienza che abbiamo oggi, nel 2024, dove sappiamo che molti dei dolori, se non la maggior parte dei dolori persistenti, sono appunto di tipologia nociplastica, vuol dire che il nostro cervello crea questo sintomo, lo crea e lo fa, e lo scaturisce, insomma lo manda al corpo. Oggi questo è un gran problema, perché molte persone non sanno di questa cosa, vanno sempre a trovare la causa sul corpo, sulle ossa, sui muscoli, sui tendini. Questo fa sì che la nostra ipersensibilità, la nostra ansia, la nostra preoccupazione aumenta, perché se io non ho il controllo sul mio corpo, capisci che la tua ansia aumenta. E perché tu pensi di non aver controllo sul tuo corpo? Perché pensi e credi che il tuo dolore è legato al tuo corpo, ovvero a una protusione, una ernia, una postura scorretta, per esempio. Una cosa molto classica che si dice, secondo me è la mia postura, è perché mi metto in questo modo seduto da 8 ore nel giorno, per quello che io ho dolore al collo. Questo è quello che credi tu, ma non quello che sono i fatti. Perché chi è che ti ha detto che è la tua postura che crea il dolore? Non penso che ci sia una persona che ti ha detto, è la tua postura che crea il dolore, è questa. Quello è un sintomo, che la postura va a irrigidirsi, va in chiusura a causa di uno stile di vita che è chiuso, è contratto. E questo come fai a capire se tutto quello che ti sto dicendo è vero o tutto quello che ti dicono è vero? Fai il contrario, prova a vedere se se hai delle prove che tutto quello che ti dicono è falso. Quindi falsifica nella scienza, questo si fa. Quando si non falsifica, adesso in inglese mi viene falsify, quando posso dire il contrario, posso attestare che quello che stai dicendo non è vero, allora quella ipotesi non va a buon fine, quella ipotesi viene scartata. Ora, io posso dirti, per esempio, che abbiamo veramente tantissimi studi scientifici che ci dicono che non è la postura, che non è l'ernia, che non è la protusione a creare il problema, a causare il problema, ma un sistema nervoso ipersensibile, che quello c'è al 100% delle volte nelle problematiche croniche persistenti. Quando noi parliamo di dolori cronici, la parola cronico, cronica, ti fa già pensare che è una cosa che
dura nel tempo e durerà nel tempo. Invece qua, in questo canale, sto cercando di dire da circa 2 anni che la parola cronico semplicemente significa persistente, ma non vuol dire che persisterà per tutta la vita, perché qui parliamo in questo canale unicamente di dolori cronici nociplastici, ovvero creati da un sistema nervoso ipersensibile, che sono la maggior parte dei problemi. Ora, ogni persona ha una sua casistica. Se stai guardando questo video, probabilmente tu hai delle problematiche particolari che hai solo tu, che però non ti sei confrontato magari con altre persone che hanno gli stessi tuoi problemi, e guarda caso quelle persone hanno gli stessi caratteri, le stesse ansie, gli stessi problemi in famiglia, più o meno lo stesso stile di vita. E questa è un'altra certezza che abbiamo, che chi soffre di dolori persistenti cronici, ok, dimenticati la parola cronico e pensa a persistente per adesso. Quindi chi ha dolori persistenti ha più o meno, in grandi linee, gli stessi stili di vita, gli stessi caratteri. Che carattere hanno coloro che soffrono di dolori persistenti? Differenti tipologie, ma ci sono differenti tipologie di caratteri. Il carattere di tipo A, cioè quello che tende a voler tutto subito, a non essere paziente, a essere una persona che estremamente giudica se stesso in modo estremo, che pretendi le tue performance che siano sempre alte. Sei una persona molto responsabile di te, di quello che fai. Sei una persona che non piace che gli altri non ti elogiano. Sei una persona che arriva ad avere degli standard molto alti in qualsiasi cosa che fai. Sei una persona che è molto strategica, una persona che è strutturata, ok? Tutte queste cose che sto dicendo non sono negative, per carità, perché io sono quella persona lì. Io mi sento una personalità, mi sento nella personalità di tipo A. Ora, tutte queste cose, la personalità crea quindi un sistema nervoso di un certo tipo. Il sistema nervoso, se rimane in quella ipersensibilità per molto tempo, fa sì che il sintomo si crea e la tua soglia del dolore si abbassa. Normalmente la tua soglia del dolore dovrebbe essere a un livello normale, nel senso che è giusto sentire il dolore. Il dolore è una cosa che bisogna sentire nei casi critici. Esempio, per evitare una frattura, per evitare una scottatura, ma non nelle problematiche persistenti. Nelle problematiche persistenti il dolore arriva perché il cervello pensa che quella parte del corpo deve essere protetta. Questo è quello che succede in modo fisiologico, ma se lo pensiamo nel modo più olistico, perché il dolore dovrebbe essere lì? Nel modo olistico puoi pensare al dolore come un protettore della tua psiche, del tuo io. Il dolore arriva per darti un segnale più profondo, ovvero farti capire che tu certe cose, fin quando non le esprimi, non le vedi, il dolore arriva. Un esempio mio, che è successo veramente, è per quello che ho fatto una mia missione, insomma, questa cosa qui di fare questo canale, Neurobalance, il corso, tutto questo lavoro che sto facendo, è perché io stesso avevo dolori cronici al collo e guarda caso, quando ho letto il libro del dottor Sarno nel 2021, il mio dolore cronico al collo è svanito. Ora, tu dirai magia, placebo, ok? Il placebo è quello che tu credi che ti faccia bene. Ora, se quel dolore cronico che avevo, persistente, che durava da 5 anni, si è risolto con un libro e con delle informazioni, nonostante io già studiavo
fisioterapia all'Università di Groningen e ho finito quel percorso fisioterapico, nonostante studiassi fisioterapia, il dolore non passava con tutti gli esercizi che facevo, è passato con un libro. È un po' come hai presente quando ci son delle persone che smettono di fumare dal giorno al domani, dal giorno alla notte, e persone che nonostante vogliono smettere di fumare, non smettono. E gli chiedi: "Perché non riesci a smettere?" Non lo sanno forse neanche loro. Inconsciamente c'è questa addiction di, fumare. Ora, quando io ho letto il libro del dottor Sarno, mi è cambiato totalmente la visione del dolore. Quello che succede in Neurobalance, nel corso che io, diciamo ti invito a vedere, o comunque tutti i miei video, cerco di darti quell'informazione che ti cambia qualche cosa all'interno, che si chiama appunto placebo. Ma quelle informazioni che io ti dico sono vere, sono scientificamente provate in base a quello che ci arriva dalla scienza. Ora, sarebbe molto rischioso dirti un qualcosa che non è testato, che non è veritiero. Esempio, se soffri di dolori cronici a causa di tumori, se fai la terapia che ti sto dicendo io, probabilmente non cambierebbe niente, anzi sarebbe un danno, perché tu non è che puoi diminuire così dal giorno al domani un tumore. Però, e infatti non mi prendo quella responsabilità di dirti qualcosa che non è scientificamente provato. Ti sto dicendo che il dolore persistente, quando non è strutturale, e la maggior parte non è strutturale, è creata dal tuo cervello. La terapia quindi è di entrare in quel mindset che il tuo dolore è creato dal cervello e che il tuo corpo è perfetto com'è. Quindi smettila di pensare: "È la mia postura, è la mia ernia", perché l'ernia non dura 5 anni, per esempio, è la protusione, perché la protusione è sempre lì, il dolore non va su e giù, un mese sì, un mese no, oppure non va su e giù in base all'ansia, non va in su in base allo stress, se è l'ernia, se è la protusione, se è l'inversione della cervicale. Ora, tutte queste cose che ti sto dicendo potrebbero non risuonare corrette, perché la maggior parte dei terapisti ti ha detto il contrario, ti ha detto informazioni diverse da quelle che ti sto dicendo io. Ora io sarei un folle se è da 2 mesi, 2 anni che, ho aperto il canale e continuo a dire queste cose se non vedessi i risultati. E i primi risultati sono stati i miei, quindi io ho la certezza che almeno una persona ha avuto i risultati. Da lì nel 2022, quando tutto è arrivato, quando la mia vita è cambiata, ho iniziato a fare delle ricerche per me, per disdire, per falsificare, tra virgolette, falsify, che non mi ricordo in italiano come si dice, per dire: "Okay, quello che so probabilmente è suggestione. Probabilmente è strano che da un libro cambia tutto il mio corpo". E ho assiduamente, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, trovato più e più persone come me che avevano fatto lo stesso approccio, che sono guarite con lo stesso approccio. All'estero, in Olanda, in in Inghilterra, negli Stati Uniti, perché principalmente poi stavo parlando di un approccio che era stato scritto dal dottor Sarno, scritto in inglese. Quindi tutte le terapie, tutte le persone che ho conosciuto, le trovavo su internet. Quando ho capito che c'era un mondo là fuori che stava guarendo, grazie a queste informazioni di Mind Body Therapy, ho iniziato a fare un test, delle ricerche in fisioterapia, parlandone con i miei professori, parlandone con i miei colleghi, studenti in quel caso, e non c'era quella pazienza di dire: "Okay, mettiamoci lì, capiamo questi studi
e verifichiamo se l'approccio psicologico cognitivo ed educativo funziona per le patologie croniche. Non c'era, perché in università quello che succedeva è che il professore semplicemente mi andava a dire: "Alessio sì, va bene, questa cosa potrebbe essere come dici tu, gli studi scientifici però sono bassi, sono con pochi iscritti, con pochi pazienti". E però io dicevo: "Cavolo, se stiamo a guardare solo gli studi scientifici ti do ragione, ma guardiamo le persone che stanno guarendo con questo approccio, che comunque già negli studi scientifici si vede che stanno guarendo e sono guarite". E quindi la scienza ci sta mettendo un pelino di più rispetto a quello che sta succedendo nella vita reale. E quello che io spero veramente che tu in questo momento non ti fidi solo di quello che ti dico io, ma ti fidi di quello che migliaia di persone ogni giorno con diversi terapisti, con lo stesso approccio, stanno dicendo sui social, al mondo. Quindi Veneziano Therapy, quindi il metodo Neurobalance, non l'ho inventato io. Io ho preso tutto quello che ha funzionato per me, la terapia educativa, la mindfulness. La terapia educativa è la prima, la mindfulness, il tracciamento somatico, il tapping EFT, la scrittura espressiva che mi piace molto, e tra l'altro se sei interessato alla scrittura espressiva ho scritto una guida che si chiama Scrivere per guarire e la trovi sul mio sito web www.venezianotherapy.it, che sta andando bene, nel senso che chi sta facendo questa guida, chi sta utilizzando questa guida, che costa veramente pochissimo, parliamo di 10 euro, in 7-8 giorni il tuo sistema nervoso, il tuo sistema immunitario si rafforza e si ribilancia. E ci sono studi che attestano questo. E questo approccio non l'ho inventato io, l'ho ripreso da altri terapisti. Ora, ti stavo dicendo appunto dell'attention myositis syndrome. È una sindrome. Quante sindrome abbiamo che sono idiopatiche, che non trovano la causa? Invece la causa esiste ed è chiara. È il sistema nervoso ipersensibile causato da stress, ansia, preoccupazioni, emozioni represse. Noi dobbiamo aprire questo serbatoio di emozioni, farlo fluire, farlo uscire, queste emozioni, che siano rabbia, preoccupazioni, qualsiasi cosa, farlo uscire e vedere cosa succede nel corpo. Come lo fai uscire? Con quelle terapie che ti ho detto. Serve pazienza, serve costanza, e la costanza e la pazienza non è da tutti. Infatti chi entra in Neurobalance, la maggior parte, chi entra in Neurobalance e fa il corso, la maggior parte, se non la totalità, ha delle diminuzioni dei sintomi. Senza una terapia strumentale o fisica. E quindi questo sono sicuro al 100% che funziona. Adesso qua sta a te capire che esiste un'altra soluzione, che esiste un altro approccio, che non ci perdi niente per farlo, che però serve costanza ed dedizione. Se entri in questo approccio non lo provi un giorno, lo provi per 5 mesi, 6 mesi, fin quando non trovi che quella è la via. Se tu sai che la luce è di fronte a te, non ti giri indietro. E se la luce è di fronte a te, non pensi: "Allora cambio via, cambio e vado da un'altra parte". Sì, ti puoi fermare, puoi rallentarti, ma vai sempre dritto. E quello che succede in Neurobalance è questo: non ti viene detto quanto tempo ci vuole per ritornare a stare bene, perché questo è unico. Ci son persone che ci mettono 6 settimane, persone che ci mettono 6 mesi, persone che ci mettono 1 anno, però in quell'anno, nonostante hanno diciamo quella frustrazione che dicono: "Cavolo, non sto migliorando", sanno qual è la causa. Quindi non stanno a cercare 100.000 volte altre visite, fare altre analisi, fare altre diagnosi che ti distolgono da dove sta la luce, okay? Ora, non devi credere a me, credi nella scienza e prima di tutto quello che ti dico è evita
quei gruppi dove, su Facebook principalmente, dove la prima cosa che si dice nel gruppo, si dicono i sintomi e poi chiedi chi come me. È una, è una cosa che mi irrita perché dico, se tu entri in un gruppo Facebook, entri in un gruppo in cui ci sono degli esperti che ti dicono delle cose, non parli con persone che in realtà non hanno risolto i sintomi, non hanno risolto quella situazione. E la maggior parte dei gruppi Facebook sono persone che sono semplicemente disperate e cercano una soluzione e dicono chi come me, chi ha i miei sintomi, ma quella persona non ti darà una mano perché sei su Facebook e sta cercando una soluzione, non la trovi su Facebook. Ora, molti dei terapisti che conosco lavorano anche su Facebook, però quello che ti posso dire è che la maggior parte delle persone che lavora con delle terapie strumentali, farmacologiche, chirurgiche, passive, quindi a mano, quando ti fanno questi scrocchi ti danno questo scrocchio alla colonna vertebrale, vai, a posto, sei a posto, vai a casa, stai bene, tra una settimana stai di nuovo male. Queste terapie non funzionano, la terapia è interna. Quando inizi a vedere che le problematiche che hai, i sintomi vanno giù, decrementano con questa terapia, prendi fiducia che puoi autocurarti, tra virgolette, ok? E non è nulla di magico, è semplicemente sistema nervoso che si ribilancia, ok? Bene, ho parlato per 26 minuti. Se hai delle domande scrivimene nella chat, magari te ne dico un'altra di cosa che mi ero scritto e vediamo se chiudiamo con questa live oggi. Ah, mi ero scritto una cosa qui. Te la dico prima in inglese perché è scritta in inglese. Why what your doctor tells you about pain is often wrong. Perché la maggior parte di quello che ti ha detto il tuo dottore, qua devo stare attento a quello che dico, perché la maggior parte delle informazioni che ci dicono la maggior parte dei dottori è sbagliata. Sul dolore, qui sto parlando sul dolore, ok? No, non voglio andare oltre quello che è il mio ramo, sul dolore cronico. La maggior parte delle informazioni che hai in questo momento è sbagliata. Perché? Perché principalmente chi ti fa la diagnosi normalmente non ti chiede riguardo alla tua vita, al tuo stile di vita. Quindi non ci sono domande sullo stile di vita, sulla tua vita, sulla tua persona, non ci sono domande su come ti senti. Sì, sì, magari ti senti stressato in quel momento perché hai dolore, ma non ti fanno domande sui tuoi sentimenti. Da quando è iniziato il dolore, com'era quel periodo quando è iniziato il dolore, cosa è successo, ma non dal punto di vista fisico, emotivo. Quali sono le tue preoccupazioni in questo momento? E le tue paure in questo momento e quando è nato il sintomo. Quindi queste domande non esistono. Quindi tu come ti puoi fidare di una persona che ti fa una diagnosi se non ti chiede il 50, 60, 70% dei fattori del dolore, che sono fisici, psicologici e sociali. 3. 3. Ok? Quindi come fai a fidarti di una persona che semplicemente guardando una RMN, una risonanza magnetica, guarda solo i fattori sociali, i fattori strutturali, fisici, e gli altri due, che sono altrettanto importanti, chi li guarda? Chi li guarda? Chiediamocelo, chi ce li guarda quelli? Lo psicologo? Il neurochirurgo? Il medico di famiglia? Chi ti riguarda? Quindi capiamo già che qui a monte c'è un problema nella diagnosi, che la maggior parte delle volte è limitata se non errata. Quindi le diagnosi che ti sono state fatte sono basate solo e unicamente su infortuni, su
il tuo storico dei dolori, sul tuo storico dei trattamenti e sul tuo storico dei farmaci che hai preso. Quindi capisci che stiamo limitando molto, molto su quello che sono i fattori del dolore. E l'ultimo fattore, l'ultima cosa che viene totalmente non presa in considerazione, è che non vede la persona che sta di fronte a te, a sé. Se io sono la persona che sta facendo la diagnosi, io devo vedere di fronte a me una persona che sente il dolore, che ha delle preoccupazioni, che ha che è una persona, che non è una macchina, ok? E il problema è che non c'è il tempo, molte volte nella sanità, di avere forse anche la conoscenza di fare queste domande, perché non sono ambito del medico, molte volte. Quelli sono ambiti dello psicologo, sono ambiti, sì, dello psicologo, però lo psicologo non fa diagnosi sul dolore. Quindi vedi che qui c'è già qualcosa che in questo sistema, ok? Nel sistema sanitario c'è già qualcosa che non va. Purtroppo, perché io da fisioterapista, purtroppo, devo molte volte, se rientro in questo sistema, ehm, seguire quelle linee guida. Ecco perché ho deciso di non seguire il sistema convenzionale, quindi lavoro nel sistema privato. Però ci sono tutte altre problematiche nel sistema privato che non è accessibile a tutti. Ecco perché nasce Neurobalance, nasce Veneziano Therapy, per dare queste informazioni a più persone possibile, prendere quelle informazioni, testarle sul tuo corpo, vedere cosa succede e solo dopo capire se quello che ti ho detto, quello che hai testato, funziona per te. Ovviamente ci vuole educazione, ci vuole tempo, non è un qualcosa che prendi la pillola, te la metti dentro e aspetti, perché quello si chiamano farmaci. Ok, spero che questa live è stata di aiuto. Fammi sapere nei commenti, mettimi un mi piace. Ora dirò un titolo e fammi sapere se ti interessano queste informazioni che ti sto dicendo e se ne vuoi sapere di più, se preferisci vedere più live oppure non ti è piaciuta questa live. Se non ti è piaciuta questa live, dimmelo, ok? Scrivimelo nei commenti. Buon sabato sera, buona domenica, muovetevi, muovetevi gradualmente, state in natura, respirate aria buona, state in mezzo agli alberi, in mezzo alle persone che fanno star bene, che vi fanno ridere, che non vi fanno pensare troppo alle preoccupazioni e se avete preoccupazioni scrivetele attraverso la scrittura espressiva, fate della meditazione la mattina, alzatevi presto, che comunque usate il cortisolo almeno, e guardate Neurobalance. E tra l'altro sto registrando una nuova masterclass che sarà disponibile nei prossimi giorni per coloro che non sono entrati ancora in Neurobalance e che sono interessati. Vabbè, vi metterò comunque tutto sui miei social e su YouTube, ok? A presto e buonanotte. Ciao ciao.